Eder. Mech. Pallister. Una tragedia stradale che ha sconvolto la comunità di Catania, in particolare noi del corpo della polizia penitenziaria. Ieri, intorno alle ore 17, sulla strada statale 385, Sicilia, tra Palagonia e Mineo, 3 poliziotti penitenziari hanno perso la vita in un terribile scontro frontale. Barbanti Giovanni, 38 anni, noto anche come Gianluca, sposato e padre di un figlio con un secondo in arrivo. Spampinato Giuseppe, 49 anni, anch'esso sposato e padre di un bambino. E Pietro Tatoli, 48 anni, anch'esso sposato e padre di un figlio. Stavano rientrando a Mineo dopo aver terminato il loro turno di servizio presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza. Dai primi rilievi, sembra che la loro auto stesse procedendo su un rettilineo quando una Lancia Delta ha invaso la loro corsia a velocità sostenuta. L'urto è stato devastante. Le dinamiche dell'incidente sono tuttora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Palagonia. Tutto porta a pensare a un sorpasso azzardato o una distrazione da parte dell'altro conducente. La notizia della tragedia ha suscitato grande tristezza tra i colleghi delle vittime e nell'intera comunità penitenziaria. Non ci sono parole che possano descrivere adeguatamente una perdita di questa portata. La polizia penitenziaria e l'intera cittadinanza di Catania e di Mineo sono in lutto. Martedì prossimo, il magistrato conferirà l'incarico per effettuare l'autopsia sulle vittime e avere ulteriori dettagli in merito alla tragedia. La notte tra mercoledì e giovedì ha portato una tragedia al Friuli. 2 finanzieri soccorritori, Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, originario della provincia di Teramo, e Lorenzo Paroni, 30 anni, originario di Montereale Valcellina, sono morti mentre salivano in cordata a una via nel cuore delle Alpi Giulie occidentali, sul monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia. La procura di Udine ha aperto un'inchiesta. Pacchione e Paroni erano entrambi in servizio a Tarvisio ed appartenevano anche alla stazione di cave del Predil del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Paroni era un tecnico del soccorso alpino, mentre Pacchione era un aspirante soccorritore. Stavano salendo una via di 6° grado, una traccia ad alta difficoltà, quando è accaduta una fatalità, probabilmente causata da un crollo o distacco dall'alto. L'allarme è scattato tardi in quanto la via richiedeva tempo e impegno ed erano note le altissime capacità dei 2 alpinisti. I colleghi in caserma si sono portati a Fusinlaghi e poi nei pressi del rifugio Zacchi, dove era parcheggiato il loro mezzo. Una volta giunti alla base della parete, hanno scoperto la tragedia. Il recupero dei corpi dei 2 giovani è avvenuto questa mattina intorno alle 8:30 con l'elicottero della Protezione Civile e le salme si trovano all'obitorio di Tarvisio presso il cimitero Plezzut. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.